Come ho detto, quando fai 2 gare ufficiali prendi il ritmo che le amichevoli non ti danno, perché se vai ad analizzare, chiamiamola così, la velocità o la furbata nel quale loro hanno messo giù palle e hanno giocato con noi scoperti, denota proprio il fatto che vieni da 2 gare fatte in maniera ufficiale. Poi su quello che riguarda principalmente la parte, sì, è difficile giocare con 30-32 gradi quando 2 squadre sono abbastanza bloccate, è difficile che... Poteva sbloccarsi se anziché prendere il palo noi facciamo gol, chiaramente assume un'altra partita, chi deve fare gioco chiaramente è un po' più penalizzato. Ci sta di essere una fase di rodaggio, ci sta di, in questo periodo qua, anche se ne avranno fatto volentieri a meno, di dover accettare il veretto del campo. È chiaro che nel proseguo ci auguriamo che da quel punto di vista lì aumenti un pochino un pizzico la velocità e il tempo ci dia anche un attimino di tregua. Qualche anche indicazione a livello tattico, qualcosa che hai visto anche a livello tattico magari da reimpostare? Ma a livello tattico, allora come spesso succede, la difficoltà è nata principalmente nel momento in cui, specialmente a destra, noi avevamo un pizzico di difficoltà a poter sviluppare la manovra. A sinistra usciva bene, siamo arrivati a calciare con Franciosi, con Caporali, a destra noi riuscivamo, che ripeto in termini di velocità che ci sta, a poterli costringere a spostarsi velocemente. Su una squadra che è lì bloccata, se tu sposti la palla velocemente riesci a fargli male, se non la sposti velocemente una squadra che si mette sotto la linea della palla è un po' più complicato. Sono d'accordo che sul fatto che in termini di qualità dei singoli possono fare la differenza, ma è chiaro che se la palla arriva un po' più lenta diventa un pochino più difficile, e questo è un po' il succo, cosa che non era successa in altre partite, ma ripeto, è solo questione di prendere ritmo. Certo. Comunque la squadra fino alla fine, diciamo, il lato positivo è che ci ha provato, magari certo. Nei ultimi minuti ci ha provato comunque sempre, ha predicato anche la calma, non nel ragionare, anche Sì, sempre far girare sì. la palla per provare ad entrare in maniera ragionata. Ecco, magari è mancato lo spunto finale, magari forse un pizzico di lucidità, però fino alla fine insomma ci avete provato. No, ma ripeto, non posso dire assolutamente niente. La cosa importante, come ho detto io, è avere un'identità e con grande pazienza alzare quelli che sono gli ritmi ideali. È chiaro che, ripeto, la difficoltà per noi, come ho detto, ma non è una scusa, è il dover aver tarato la preparazione, alzarla, abbassarla, in modo da poterci adeguare a quello che era l'inizio del campionato. Abbiamo trovato una squadra che ha fatto 2 gare ufficiali e se anche sembra un poco, però ti danno chiaramente un ritmo che è differente, ti danno quella parte nel poter interrompere il gioco, la furbata anche nel giocare la punizione veloce nasce anche appunto dal fatto di dover essere già in clima campionato, gare ufficiali, che sembra una cosa scontata, ma le amichevoli non ti danno quel senso lì perché aspetti e sta poi a vedere, tu l'hai pagata su una singola giocata, non l'hai pagata su una giocata collettiva. Cioè, ho detto, dispiace, sarebbe stato peggio nel momento in cui tu fossi stato in balia dell'avversario, non è successo questo e da lì giustamente noi ripartiremo. Poi ripeto, poi ci sta che in questo periodo, specialmente di uscita dalla preparazione, si sia meno brillanti. Come ho detto, ci vorranno quelle 2, 3, 4 giornate nel quale è una squadra fisicamente forte come la nostra comincia ad andare un po' a regime.